c'è ancora, ma insomma i dati ci dicono che sta calando in maniera assolutamente impressionante. Dobbiamo non abbassare la guardia, scollinare questo maggio e poi direi che anche aiutati dalle tante vaccinazioni, siamo i primi in Italia per vaccinazioni, si possa pian piano tornare alla normalità. Sopra gli 80 anni abbiamo vaccinato il 98% dei cittadini, dai 70 ai 79 anni l'84% dei cittadini, sono dati eccezionali. I 60-69 anni siamo ormai al 78% e crescono bene anche i 50-59 anni che sono al 68%, un po' di meno i quarantenni ma hanno anche pochi posti in agenda per prenotarsi. Direi che sta andando bene. Ovviamente noi abbiamo prima degli altri a fascia d'età più giovani perché stiamo vaccinando molto. Resta il problema delle dosi in arrivo nella nostra regione. Perché vorrei ricordare che qui stiamo vaccinando bene alla grande in base ai vaccini che ci mandano. Do un dato, il Veneto potrebbe fare 80-100 mila dosi al giorno, ce ne arrivano dalle 150 alle 200 mila a settimana. Questi sono i nostri dati. Al di là di una questione prettamente sanitaria, c'è la crisi che in questa seconda ondata di pandemia ha davvero pesato sulle nostre attività, come ha sottolineato il governatore Luca Zaia, presente all'inaugurazione del secondo evento veneto tornato a vivere dal vivo, dopo mesi di restrizioni e limitazioni, dopo la tappa di Cittadella del Giro d'Italia, l'apertura della Biennale di Architettura a Venezia. Dobbiamo venire fuori e se ne viene fuori con sicuramente i fondi del recovery, gli investimenti eccetera, ma anche lasciando libere le persone, le nostre imprese. Lo vediamo qui a Venezia. Era vuota e adesso si comincia a rivedere movimento, gli alberghi sono aperti, penso che questo sia il bel segnale. Secondo lei questa crisi sarà anche un'occasione per ridisegnare la geografia economica del Veneto, per ripensare a un certo metodo di sviluppo? Allora, i veneti sono eccezionali, noi dobbiamo pensare a chi ha perso il lavoro, una persona su 4 a livello nazionale ha perso il lavoro, noi abbiamo perso almeno 40.000 posti di lavoro. E questo la dice lunga sulla priorità. La priorità è il lavoro, far ripartire l'economia e tornare alla normalità.